Viene fuori non la si vuole estrinsecare immediatamente, tanti hanno pudore, tanti hanno... Ora ricordo ancora quando insistevo per far venire, rendere pubbliche le poesie che creava questa mia amica che ci abbandonò, lei aveva 23 anni per andare a lavorare fuori e lei ha trovato sicuramente nella poesia un momento importante per esistere e resistere e che ora, di cui ora sta godendo, diciamo, nella fase forse più bella, quando si ha più argomenti in mano, si possiede più materiale e si riesce a metabolizzare, a gestire. Ora lei è stata, da quel momento quando si è lasciata andare, lei è stata indispensabile nelle nostre manifestazioni che siamo andati facendo in forma normale e in forma estemporanea, come voi avete potuto sperimentare nelle nostre iniziative. Noi non usiamo schemi, noi siamo totalmente all'avventura e ci prestiamo ad affrontare qualsiasi esperienza senza timore e senza problematiche varie. Carmela per parecchie edizioni ha vinto la gara poetica della poesia regina della primavera. 3 volte. 3 volte, lo so, 3 volte, parecchie volte, e si è sempre classificata in classifica, sempre in alto nella nostra classifica dei poeti, ma soprattutto è come faremmo noi senza Carmela e la sua energia, no, e la sua impetuosità, no? Perché se da un certo punto di vista a qualcuno può sembrare esagerata questa sua presenza, per me che sono organizzatore di eventi e che ho bisogno di un rompighiaccio, di qualcuno che tiri la strada a tutti gli altri, come farei io senza Carmela, senza l'Artale, Sebastiano Artale e Mumma, come farei io senza questi personaggi? Voi pensate che assieme abbiamo ad esempio sperimentato, non so, il rapporto con l'accoglienza molti anni prima che lo dicesse Papa Francesco. Noi in un cammino proprio abbiamo fatto il rapporto Madonna con la donna della contemporaneità, utilizzando in modo speciale il modo di pensare di un vescovo, Don Tonino Bello. E quindi la Madonna non è una cosa che sta fuori dalla tua esperienza quotidiana, la Madonna, ma è una Madonna che si incarna nell'attualità e che ha spirito nell'accoglienza verso gli emarginati, verso gli immigrati, verso chi perché noi pensavamo a Lampedusa, pensavamo a tutta questa gente disperata che va cercando, e Carmela subito interpretava, mi ricordo, assieme a Artale, in quel santuario dedicato alla Madonna delle Milizie, lei interpretava questi concetti del tempo, anticipando anche... Immaginando la Madonna arrivare su un barcone. Esatto, immaginando perché anche... noi, anche se cristiani, ci affideremmo a una pensando che veramente possa essere la Madonna reincarnata. Esatto. Ora, secondo quel progetto nostro di vedere più poesia nel territorio e di vederla così manifestata, abbiamo voluto dedicarle una targa che è questa qui che vedete appresso a me e che tutti gli altri leggeranno e vedranno secondo quel trekking poetico che dopo anni che noi stiamo realizzando questi progetti assieme a voi. Ecco, questa è la targa che noi abbiamo dedicato a Carmela, custodita così perché voi tutti partecipaste allo svelamento. Bella. È dedicata alla umiltà, coraggio e forza di suo padre, che ha voluto questa casa per lei. E questi versi sono presi, è proprio l'inizio di questa sua poesia dedicata al padre che volle questa casa d'angolo proiettata verso il mare con la vista dei monti e con il cielo azzurro. E diceva che questo era il paradiso. Ed io ho portato avanti questo sogno di mio padre lavorando tutti i miei 35 anni di lavoro per cercare di portare avanti questo suo sogno, anche se lui non c'era più, sicura che possa vedere. Ecco perché ho detto quelle 2 palme sono i miei genitori.
E questa è una poesia bellissima ed è un regalo che mi ha fatto Ciccio, perché rappresenta non solo mio padre, rappresenta la nostra casa, rappresenta la forza e la voglia di lavorare per raggiungere determinati obiettivi, e sono felice di questo perché più che un ricordo mio vorrei restasse un ricordo di mio padre, e quindi tu hai azzeccato il primo. Per tutti quelli che vedranno, per tutti quelli che leggeranno, che passeranno. Grazie. Certo. Allora, riteniamo con